Onorevole Di Mauro, una vittoria sicuramente importante al fotofinish. Che campagna elettorale è stata? Ecco, facciamo un consuntivo di questa ulteriore esperienza politica. Una campagna elettorale è resa complicata dall'abbinamento con le elezioni politiche. I partiti nazionali hanno inciso fortemente sul risultato finale e si registrano percentuali del 30-40% nelle liste che rappresentavano i partiti nazionali. Quindi sotto questo punto di vista ci sono state attività di natura elettorale che non erano messe nel conto e che hanno però determinato risultati importanti per alcune liste che, raggiungendo anche, ripeto, cifre importanti come 6.000-5.000 voti, hanno superato le altre liste. Un affollamento al centro con diverse liste che hanno pescato tutti nello stesso bacino d'utenza. Ma le liste di centro in questa competizione elettorale erano rappresentate da Forza Italia, dalla Democrazia Cristiana e dalla nostra lista. Nella città di Agrigento e meglio ancora nella provincia di Agrigento si rappresentano un quoziente importante, circa 60.000 voti, che è un dato dal quale bisogna partire. Poi ci sono altre realtà, certamente nel centrodestra, che sono rappresentate da Fratelli d'Italia, che ha avuto anch'esso un buon risultato, ma tutte assieme abbiamo raggiunto ad Agrigento per il Presidente Schifani un risultato significativo che, se ricordo bene, intorno al 51%, quindi è la provincia che più ha votato Schifani, il quale si avvia a un percorso anche accompagnato da una maggioranza parlamentare. Questa presenza, questa vittoria come sarà capitalizzata da parte del Movimento dell'Autonomia anche verso la sua persona? Sì. La legislazione regionale recente prevede che gli assessori entrano in attività dopo il giuramento che sarà prestato in aula. Questo potrà avvenire certamente i primi di novembre. In questo periodo, di qua a quella data, sarà il Presidente da solo a governare e credo che tutti gli articoli che in questi giorni compaiono sulla stampa sono articoli ad iniziativa personale. Ci affideremo tutti quanti a un confronto con il Presidente della Regione, ci affideremo anche al suo buonsenso, perché giustamente ha dichiarato che vorrà le indicazioni per poi scegliere le persone che a suo parere rappresentano maggiore idoneità per le deleghe che vorrà assegnare. Quindi delega ampia al Presidente della Regione, alla sua saggezza, al suo senso politico delle cose e alla consapevolezza delle difficoltà che ci sono in Sicilia. Onorevole, lei è indicato come uno dei più veterani, politicamente, alla sua 6ª legislatura. Ecco, questo sicuramente le dà un impegno maggiore. Ma non c'è dubbio che con i colleghi dovremmo ragionare, soprattutto con i colleghi della maggioranza, ma anche con quelli dell'opposizione, per immaginare un progetto per questa nostra provincia, al di là delle infrastrutture che sono importantissime. Cito due per un'evidente necessità, la Santo Stefano Ribera, che già è stato appaltato il progetto, oppure la Castelvetrano Gela. Sono strutture essenziali per uno sviluppo ordinato di quello che è il settore della produzione. Non è pensabile che un percorso come quello di queste due strade attuali possa consentire non solo la valorizzazione di quello che è il turismo, ma anche i costi che le imprese dell'agricoltura affrontano per la commercializzazione dei propri prodotti. Una terra come la nostra deve ancora superare lo scoglio che è quello delle infrastrutture e, come una volta si diceva a proposito della Cassa del Mezzogiorno, la infrastrutturazione è la precondizione dello sviluppo. Per il nostro territorio questa condizione purtroppo ancora permane. Da un'analisi del voto nel suo collegio, nella provincia, c'è chi dice che Agrigento, città del capoluogo, dove c'è il sindaco e diversi esponenti della giunta, non abbia risposto come invece doveva. Sì, occorreva un risultato migliore, non nascondo questo. Complessivamente la lista è andata bene, sono tutte frutto di una serie di attività compiute nel territorio dalla mia organizzazione di partito, al mio momento, e un grazie particolare ai candidati che hanno accettato la candidatura, che hanno scelto di starmi vicino, che ci hanno messo l'impegno, la faccia,
come posso dire, la disponibilità ad esserne vicino. Ad Agrigento forse si poteva fare di più, comunque è andata lo stesso. Speriamo che per il futuro possiamo continuare intanto a fare il lavoro che abbiamo fatto ad Agrigento, perché in città sono stati parecchi finanziamenti che sono pervenuti. Forse la gente non ha visto gli interventi già realizzati, ma da qui a breve cominceranno i lavori, a cominciare dalla rete idrica. Ecco, lei ci ha anticipato che ci sarà una visita anche del Premier Lombardo qui ad Agrigento? Sì, avremo un incontro col Presidente Lombardo, perché abbiamo deciso della trasformazione del nostro movimento in un'organizzazione di partito e soprattutto le scelte politiche da fare e la necessità che la nostra idea, per la quale è nato questo gruppo politico nel 2005 dell'autonomia, sia ancora maggiormente più spiccata e più riconosciuta nel territorio dei cittadini, perché o facciamo valere le nostre ragioni e le nostre criticità per essere non in un confronto rivendicativo con Roma, ma in un confronto sereno, per cui la Sicilia possa essere, insieme alle altre regioni del Meridione, al centro dell'azione politica del governo, o l'isolamento continuerà a persistere e quindi grave nocumento per le nostre famiglie, per il nostro territorio, e il rischio che la Sicilia sia un territorio in cui è tenuto in considerazione da tutto il mondo soltanto nel periodo estivo e poco invece per tutto l'anno. Quindi un'azione di marketing che si deve fare sulla Sicilia, che per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, il turismo, la commercializzazione dei porti agricoli, favorire la concentrazione dei produttori, perché non è possibile che ancora costoro agiscano singolarmente e quindi sono in preda all'aggressione dei grandi centri commerciali. Un commento della vittoria nazionale della Meloni e del centrodestra? Ma c'è un elettorato che da diverso tempo oscilla. Ha votato Berlusconi in un certo periodo, ha votato poi Renzi, ha votato la Lega, ha votato 5 Stelle, oggi vota la Meloni. La Meloni è un candidato che ha mostrato in questi anni una posizione, devo dire, coerente, opposizione a tutto ciò che non era il centrodestra. Lo ha fatto al governo Draghi. Oggi chi protesta, chi è opposizione raccoglie consensi. Bisogna passare dalla protesta alla proposta. Non è un momento facile, certamente la Meloni non ha una situazione semplice da affrontare, a cominciare dai costi dell'energia da abbattere, quindi mi auguro che lei possa essere all'altezza, perché per il bene dell'Italia occorre una squadra che sia in grado di essere omogenea e capace di affrontare le tematiche. Finalmente si potrà avere un rapporto con Roma sereno, tranquillo, in particolare mi riferisco a una sua idea sempre avanzata, quella della fiscalità di vantaggio, e invece Roma per ora è stata sempre un po' ladrona delle entrate siciliane, onorevole. La prima questione, credo, del governo regionale è la questione finanziaria. Non è possibile che negli ultimi 5 anni la cassa regionale sia stata aperta solo 3-4 mesi l'anno con grave nocumento per le imprese. Quindi la certezza che un'impresa faccia il proprio saldo e che lo presenti alla Regione e che possa essere pagato così come prevede il contratto in un tempo ragionevole è la precondizione per un'azione di governo che sia adeguata. Quindi un forte rapporto con Roma, un confronto con Roma e sapere sin dal 1° gennaio quali sono le risorse di cui potrà godere la Regione. Perché a forza di andare avanti come è stata fatta, ancora noi abbiamo 2 rendiconti da dover portare in aula per essere approvati. Quindi noie serissime che ci aspettano in proseguo. Su questo puntiamo sulla capacità, sulle forti relazioni del Presidente Schifani, sia col governo ma sia anche con l'alta burocrazia del MEF. La seconda questione che noi dobbiamo immaginare è quella di una programmazione seria dei fondi comunitari, perché
Veda, se noi non riusciamo a programmare i fondi comunitari, il PNR, così come è giusto che sia, i fondi FSC, così come ogni anno verranno assegnati perché abbiamo ricevuto appena una anticipazione, noi solo allora potremo immaginare un'azione ordinata dello sviluppo. Il bilancio della Regione è il punto di riferimento di tutte queste cose, quindi se noi riuscissimo ad mettere ordine ai nostri conti, noi potremmo sapere, così come fa un buon padre di famiglia, a inizio d'anno su quale risorse contare e su quali iniziative dobbiamo fare. Spetta a noi avere poi la responsabilità della spesa, guai a fare cose tanto per spendere o tanto per farlo.